Buongiorno a tutti, sei Silvia De Martin, l'intra la nostra dente, sei ad Anta, in Valcomelico, al Museo Paleontologico Le Radici della Vita. Sei chi là in compagnia dal sindaco di Anta, Virginio Menia Cadore. Buondì sindaco. Sì, buondì a voi tre. Allora, hai voluto registrare questa puntata chi l'ho proprio al museo di Danta perché credi, mi correggi se sbagli, che non sei sufficientemente conosciuto, dighi il giusto? Sì, allora il museo nasce 2 anni fa circa, nasce di conseguenza per merito, per beneficio del progetto delle torbiere che portò in Ante per 4 anni. Nel programma, nel progetto appunto delle torbiere era previsto anche la creazione di questo museo che di per sé non è che ne lavora fornù per niente se non solo gli armadi, solo le vetrine, e sto fornù dalla Fondazione Ligabue di Venezia tramite un conoscente, tra l'altro molto esperto, anche molto conoscitore di questo aspetto, di questo museo, il dottor Berti, Bruno Berti, che da 30 anni è imbilizzante che è sempre da noi. Appunto allora attraverso questa persona un po' bette in rete creare questo museo avendo appunto questi reperti che sono stati donati dalla Fondazione Ligabue. Così concludi, insomma, con eccezione che all'interno vedrete solo poi una vetrina che esula un po' dal contenuto del museo, che è un plastico che rappresenta un po' il progetto delle torbiere che abbiamo felicemente concluso. E sento parlare che è stati previsti dei sentieri didattici, però mi pare che da Capu che è qualche novità. Nel progetto era prevista una serie di azioni, appunto anche il percorso didattico principalmente, ma non solo. Ho dovuto comprare i terreni per buona parte, ho dovuto fare degli interventi naturalmente di sfalcio di tutte le torbiere, ma di radamento del bosco, perché il bosco aveva ormai invaso tutte le torbiere, che ho un sito internet, abbiamo potuto stampare qualcosa come 10-12 mila volumetti. Il progetto di per sé ha una raccolta non solo didattica ma scientifica proprio anche molto importante. Adesso è fuori un bando di nuovo europeo sulla linea Interreg Italia-Austria sull'obiettivo da mettere in rete in partenariato più comuni, più realtà in Italia e in Austria. Per quanto verte l'Italia, provincia di Bolzano, provincia di Belluno e la provincia di Udine. Saranno riuscite di per sé, o pensavamo di essere riuscite con il comune di Fie, allo Silar, che col sindaco, attraverso una persona che lo conosceva, Savone chi aveva delle realtà più o meno analoghe alla nostra, allora un telefono, insomma uno ha avuto subito l'adesione. Detto questo però, adesso bisogna cercare il partner austriaco, perché il problema è questo. Il problema qual è? Soprattutto che noi, se il progetto viene presentato e viene finanziato dall'Europa, godiamo del 100%. Invece il comune, il partner austriaco, ha il 75% garantito dall'Europa. Il 25% deve biaclavare in cerca presso i loro enti sovracomunali o chi per essi, insomma, no? Non sono riuscite, tant'è che sto sindaco del comune Fie, dalle buone promesse, a un certo momento non l'ho più in tu. E sollecitò, mandò email, mandò lettere, e questo era naturalmente a conoscenza anche la provincia di Bolzano, perché la provincia di Bolzano, come quella di Belluno, dove fai da cappello a questo partenariato. Non si è reso possibile, per cui abbiamo abbandonato, costretti. Adesso è ogni fora un progetto preliminare, piccolo, sempre che verte sugli obiettivi medesimi, cioè gli obiettivi che sono da migliorare la qualità, la conoscenza, la divulgazione e dà sicuramente la possibilità a questi partner da mettere in rete in sintonia il territorio nostro piuttosto che gli altri per tutti questi visitatori. Cioè, per dire oggi abbiamo
stiamo lavorando e parlando col Comune Zancande, che sembra che sia destino a mettersi a pezzi in rete in partenariato per noi. Se così fosse, il prossimo bando che sorte e viene fuori a fine anno, noi possiamo presentare la richiesta Danta, San Candido, qualche altro comune, era il comune anche per esempio Chilò del Sauris in Friuli. Il problema è sempre andare a trovare partner in Austria, ma il comune San Candido ha detto noi sotto quell'aspetto abbiamo anche buone possibilità. L'importante è che creona il messaggio, il movente, l'obiettivo, che sia un comune obiettivo che fa da capire l'Europa che quell'obiettivo è importante e necessita per migliorare la qualità, l'utilizzo e anche le finalità del progetto come fatto prima. Ma è un punto, bisognerà citare un punto di accordo, cioè di convergenza appunto. Sì. Allora, io sto appunto lavorando, studiando e pensando a quale punto che poi ben produce, che non è facile. Nell'animo mio, in cuor mio, nel mio intendimento sarà questo. Il Torbiere Danta ne vorrà intanto creare un centro visitatori che non è un palazzo chissà a 4 piani, insomma è un ambiente gnocladente rua, con chi rua è una persona a disposizione, là collocare tutto il materiale, i libri con sulle torbiere, le audioguide perché anche le audioguide nessuno forse sa, in cui non lo utilizza. E ho fatto dei CD e tutto questo materiale può essere in utilizzo, poi compro i libri perché vendono anche i libri, calgo da anche così gratuitamente al capo comitiva per dire insomma ecco. E, insomma per noi creare il centro visitatori abbiamo 2 studi, 2 progetti ulteriori, 2-3 progetti che possiamo mettere in piedi. Addirittura è un geologo che si presterebbe per fare un dettaglio, un progetto sulla stratificazione di tutte le torbiere su 10-15 mila anni di storia, per cui valutare e descrivere via via come si è formate queste torbiere e potrà essere interessante. Dopo un professore dell'Università di Trento che vuole fare un progetto sui fiori, le famose orchidee, piuttosto libellule e tutto il resto. Sai che le diverse specie di orchidee, mi sei informata? Bellissime. E dopo sul contenuto anche il patrimonio boschivo, insomma sulle varie tipologie di piante, il bosco con e una serie così. Io mi spingo anche in là, noi comprò 20 ettari di terreni su questo progetto. Non comprò solo per fare in termini a buon fine le torbiere, ma comprò anche per dare una idea di promozione turistica, se vogliamo, perché fare le torbiere solo per dire bene, bel sito, tutti vanno a visitarle, ma devono anche creare possibilità di un ritorno economico, minimo calceia, ma insomma il paese ha bisogno di avere anche questo. Allora è un destino, una bella area, e potrà sorgere un bel grosso albergo, poi sarà da studiare e verificare come meglio installarlo, posizionarlo, ma insomma anche questo potrà essere un'attività che comunque esula dal progetto con Caffè, intendiamoci. Allora dico, per noi queste 2 o 3 idee che è, insomma, penso che dovrà servire anche da stimolo per qualcheduno per formare anche chi li appassionati e chiamiamoli esperti, che troverà l'impegno da fare anche la gestione di quel centro visitatori, ma per rendere anche più evidente, più bello, più istruttivo anche per chi viene, insomma, che si trova di fronte a qualcosa di certo, di palpabile. Dico no, le torbiere solo di per sé, fai la camminata con fadon in cui è bel, ma è un che guida, che precisa, che descrive, che informa, e se vogliono anche che istruisce per una certa parte, insomma, ecco. Allora, grazie Sindaco, sei contenta di essere da fai visita e chiaramente questo è un messaggio ad Ucci per nia visite Danta, il suo museo, interessantissimo, e le torbiere chiaramente. E spero insomma che la risposta sia da parte dell'ente locale che anche dal Cadore e dal Cumel Guduttu, e quindi è un invito esplicito alle scolaresche a approfittare insomma. Bene. Grazie. Sani.